Buongiorno, ben ritrovati. Un nuovo appuntamento con Linea Diretta che quest'oggi in via straordinaria esce dai nostri studi, si trasferisce a Palazzo della Ragione a Padova e anche nel Mali, perché vi presenteremo, vi racconteremo una mostra eccezionale che è stata allestita qui a Palazzo della Ragione e che racconta la popolazione dei Dogon del Mali. Lo faremo inizialmente con Paolo Menè dell'Associazione Organizzazione di Volontariato Progetto Dogon, perché ci racconta un po' come è nata questa mostra, una mostra che nasce da una lunga storia di volontariato e di passione per l'Africa. Buongiorno signor Menè. Buongiorno a voi, grazie per questa convocazione, perché è sempre piacevole vedere che certe attività di solidarietà vengono, come dire, recepite dal nostro Occidente. Vi racconto brevemente, tutto è iniziato nel 2006, quindi 15 anni fa, per un viaggio che io e mia moglie abbiamo fatto nel Mali, viaggio a scopo turistico, ma questo scopo turistico si è trasformato poi in un qualcosa che ci ha cambiato la vita e che ci ha messo nella condizione di rimanere con questo popolo fino ad oggi. Chiaramente le condizioni oggi sono un po' diverse, ma andiamo per gradi. Abbiamo fatto questa esperienza ed è stata un'esperienza traumatica, perché io ho coniato, dopo il primo viaggio in Mali, questa espressione: vedere le morti stupide dovrebbe essere un qualcosa che dovrebbe farci riflettere e anche vergognare. Cioè noi nel 2006 abbiamo visto dei bambini morire semplicemente per delle infezioni che da noi vengono risolte con i banali antibiotici. Chiaramente la mancanza ha fatto sì che questi bimbi morissero. Questo ha scatenato questa situazione di dire: ma noi siamo una società occidentale che con gli antibiotici convivono, anzi li prendiamo anche troppo, e loro non hanno nemmeno la possibilità di curarsi ed evitare la morte. Da lì è nata una gara di solidarietà che ha coinvolto amici, imprenditori, tutte persone che hanno capito l'importanza di quello che stavamo facendo e ci hanno seguito in Africa. Noi nei primi anni, quando la situazione politica era migliore, abbiamo fatto tante spedizioni in cui medici, infermieri, avvocati, gente di buona volontà, tecnici, abbiamo messo su un centro sanitario, a seguire poi tutta un'altra serie di infrastrutture, scuole elementari, medie, ponte, dighe, e alla fine siamo riusciti a dare, con un grosso progetto di pozzi, l'acqua potabile a una popolazione di 150.000 persone. 250 pozzi fatti nell'arco di 6-7 anni e che ancora oggi permettono a questa popolazione di non morire, specialmente i bimbi, e quindi la mortalità infantile è diminuita nei 10 anni dal 33% al 15%. Noi siamo, come dire, soddisfatti. E perché abbiamo fatto questa mostra? Primo, per fare un consuntivo, perché dopo 15 anni è corretto che ci sia anche un consuntivo di tutto. Perché lo chiamo consuntivo? Perché oggi la situazione non è più quella che abbiamo trovato noi nel primo periodo. Oggi il Mali è sconvolto da situazioni politiche, sociali, tribali, che ne impediscono la possibilità di andare fisicamente. Noi che abbiamo usato un po' troppo, nel 2017 abbiamo fatto l'ultima spedizione e per passare inosservati siamo stati costretti a diventare dei Tuareg con i cappelli, perché almeno evitare il più possibile di essere riconosciuti come occidentali. D'altra parte, nella zona Dogon eravamo gli unici europei in quel periodo. Ci siamo andati però perché
avendo fatto 250 pozzi, dovevamo anche dimostrare a coloro che ci hanno dato l'aiuto, la solidarietà, che erano stati effettivamente fatti, perché un conto è dire, un conto è verificare. E questo è stato fatto con quella spedizione che è l'ultima, di cui poi esiste l'immagine fotografica nella mostra, che ci ha permesso di dire sì, effettivamente tutto quello che avevamo previsto è stato fatto e in più quello che a me ha commosso, vedere questa popolazione che pur essendoci terroristi in zona che sulle motorette con i Kalashnikov sparavano a chiunque vedessero, abbiamo avuto la popolazione che ci ha proprio, come dire, coperto, protetto e non abbiamo sentito assolutamente il pericolo intorno a noi. Questo per me è una dimostrazione che quello che abbiamo fatto è stato recepito nella maniera giusta e loro hanno una gratitudine per quello che noi abbiamo fatto. Grazie a Paolo Menè che ci ha portato con il suo racconto a conoscere il Mali e i Dogon. Padova nel Dogon, il Dogon a Padova. Materiali come il legno, il ferro, visti da questa popolazione, toccati da questa popolazione. Ci può spiegare cosa vedremo adesso all'interno di questa mostra? Io aggiungerei anche la terra, il fango, perché nel Mali e nel Dogon, in particolare dentro la Falesia, in questo sbalzo che c'è sul territorio, ci sono delle costruzioni molto interessanti fatte impastando la terra, che è color del Sahara, ed è il colore dominante di questo luogo dove di acqua ce n'è poca, purtroppo c'è il grande problema della sete. Allora, raccontiamo, partiamo da questo, inizia qui il nostro viaggio, giusto? Ci racconta un po' cosa vediamo. Allora, voi vedete un grande recinto che è sghembo come è sghembo il Palazzo della Ragione, cosa che sanno solo quelli che lo vedono nella pianta. E la mostra, questo recinto, asseconda le forme del Palazzo della Ragione. Da questa parte della mostra c'è una grande parete dove si vede il territorio dove si è svolta l'attività della Onlus. Si vedono i villaggi di terra con i tipici tetti di paglia e ci vedono i famosi, sono famosi anche tra chi non se ne occupa, i famosi granai con le porte istoriate che sono l'equivalente nella nostra storia dell'arte di tanti bassorilievi, perché le porte, qui vedete una fotografia su un granaio, le porte sono la protezione di quanto c'è di più ricco dentro questa società, dove manca l'acqua ma mancano anche le cibarie. E qui c'è una splendida parete dove si vede com'è il Mali, si vede com'è il mondo dei villaggi con alcuni personaggi, con le porte dei granai e sullo sfondo, se alziamo la telecamera un attimo, tutta questa realtà così diversa, fatta di legno, di ferro, di terra, e poi spazia su questa grande campitura pittorica che è la cosmogonia del cristianesimo nostro, medievale. Quindi ci sono due mondi, due cosmogonie. Se ci giriamo, vediamo invece la parte centrale, che è come una perla dentro l'ostrica. Nella parte di là c'è la storia della Onlus, dove troviamo le sculture. E qui c'è un campionario, chiamiamolo così, delle forme più rappresentative, tipiche di una cultura che ha molte facce, molte stratificazioni. Per esempio qui noi abbiamo una maternità. La maternità è una figura centrale anche della nostra cultura, la Madonna con il bambino. Là in fondo
c'è un gruppo che rappresenta la famiglia e gli esperti di storia dell'arte magari riconosceranno anche in queste forme molto semplificate anche dei rimandi alla vicina civiltà dell'Egitto, che non può non avere contaminato quel mondo. Dobbiamo addirittura pensare, a proposito di arte africana, che l'Africa non è stata in queste parti arida come noi la conosciamo. Dice Plinio che ai tempi dei Romani, dove c'era il Sahara, c'erano grandi foreste che poi sono scomparse. I mutamenti climatici di allora non sono quelli di adesso che sono causati dall'incipienza umana, ma in queste grandi foreste c'erano molte tribù che abitavano il contesto, ci sono le grotte con i rilievi dei tassili e quindi tutto questo si va ad amalgamare. Vedete la madre con 2 bambini, oppure se andiamo dopo dentro queste vetrine troviamo il microcosmo di piccoli oggetti che molti amanti della storia dell'arte metteranno sicuramente in rapporto con l'arte nuragica, con il mondo egeo. Poi qui abbiamo i copricapi delle danze e a proposito di danze c'è questa maschera che è un po' l'apripista di tutta la mostra, la maschera Tanaga, che viene agitata fino a toccare il cielo e la terra durante le danze magiche propiziatorie. È un pezzo molto distintivo del mondo del Dogon. Il Dogon che ha ispirato anche l'arte del Novecento. Senza dubbio, senza dubbio. Qui in fondo, su questo corridoio centrale, troviamo questa figura che io potrei chiamare, facendo una battuta, come il principe dei ladri. So benissimo che il collezionista forse non me la perdonerebbe, ma lo chiamerei il principe dei ladri perché questi sono i bastoni da ladro. Anche qui il ladro è colui che si appropria di quanto di meglio c'è in giro. E questo personaggio ha questo curioso bastone e lo appoggia sulla spalla. È lo stesso personaggio barbuto che troviamo anche in fondo su quella figura di padre che allo stesso tempo è anche madre che abbiamo visto prima. Ma poi vorrei farvi vedere anche, accanto a questi oggetti che apparentemente sono solo qualcosa di grossolano, farvi vedere queste sculture di pietra, questi pezzi che hanno precisi rimandi con il mondo magico animista della cultura Dogon, che ha una sua cosmogonia molto precisa. Qui ci sono ancora versioni delle maschere tipiche, con forme che troviamo anche nell'architettura importante del Dogon, e abbiamo, a parte un costume antico, anche questi straordinarie zucche contenitori, zucche essiccate. Richiamo l'attenzione su questi contenitori che sono fittamente lavorati con motivi geometrici, alcuni anche antropomorfi e zoomorfi là in fondo, perché in un mondo dove non c'è l'acqua, il contenitore dell'acqua è importantissima. Noi tutti conosciamo per la nostra tradizione eurocentrica i vasi antichi della Grecia, ma queste non sono cose di minore importanza se voi le andate a vedere con dei primi piani. Lei prima mi faceva una domanda che ho tralasciato, ma perché abbiamo fatto questa camminata in mezzo alle sculture. Qual è il rapporto con il nostro mondo? Apparentemente nessuno. L'uomo della strada non conosce i rapporti che ci sono
tra quello che ci circonda e l'arte africana. Ma se noi pensiamo solo per un momento a che cos'era la tradizione della storia dell'arte a fine Ottocento, all'inizio del Novecento, dove in modo ripetitivo, in un mondo dove era apparsa la cinematografia, la fotografia, si continuavano a dipingere le figure, la scoperta da parte di alcuni intellettuali, pensiamo ad Apollinaire, ma pensiamo anche a Picasso, pensiamo anche a Matisse, Cézanne, la scoperta degli oggetti africani fu una rivoluzione. L'Occidente si innamorò della cultura africana, che determinò il cambiamento delle forme non solo dell'arte, ma anche degli oggetti d'uso. Non è una provocazione dire che tanti oggetti che ci circondano, dalle automobili alle architetture al mondo del design, nascono dalla rivoluzione causata dall'irrompere nel mondo figurativo dell'Europa, dell'irrompere dell'Africa. Lo stesso è successo anche con la musica, pensate al jazz. E nel Mali, non a caso, si svolgevano, perché adesso non possiamo più andarci, io ho visto degli straordinari concerti, grazie a Paolo Menè, dei concerti dove venivano tutte le pop star del mondo lungo il fiume Niger, perché i suoni, la musica sono una componente fondamentale insieme alla scultura e anche alla pittura. Grande pannello nero che fa da contenitore alla mostra è tratto dalle immagini di una grande grotta a Songhò, dove anno per anno si svolgono i riti della iniziazione, dove i giovanissimi diventano uomini. Quindi tutto si impasta ed è bello che tutto si impasti mettendo insieme la solidarietà, la cultura africana, ma anche la nostra grande tradizione in questa città. Cosmogonia che troviamo in questo palazzo, ma che è anche legata al popolo Dogon. Certamente, perché i Dogon, mi pareva di averlo detto prima in un passaggio, i Dogon hanno le idee molto chiare rispetto al loro mondo religioso, magico, la concezione del mondo che loro hanno. Basti pensare ad esempio, mi si raccontava questa cosa, che essendo l'acqua una cosa molto preziosa, i luoghi dove c'è la vegetazione, in qualcuno di questi luoghi abbiamo anche scoperto nei nostri viaggi, c'è anche il coccodrillo che fa da netturbino del villaggio, in questi luoghi ci sono dei giardini segreti dove possono andare solo gli anziani e raccontare ai più giovani le storie più nascoste, più lontane della loro concezione del mondo. Ma poi c'è un'altra cosa che vorrei dire prima che noi si chiuda, a proposito non della cosmogonia, ma anche della gestione della società. Questo nostro grande palazzo è nato per contenere la cittadinanza di Padova e per amministrare la giustizia. Sotto le immagini degli animali c'erano i tribunali, addirittura i tribunali, tanti gruppi di giuristi dell'epoca venivano chiamati con il nome del cavallo, del drago, del bue, del cammello. Nel villaggio Dogon, che è costruito con 4 pali angolari fatti a forcella, ce n'è uno in fondo là, oppure pali fatti a forcella che servono anche come scale, con le scanalature, c'è una costruzione straordinaria che si chiama Togonà. Questa costruzione è fatta da un piedistallo rialzato e da un tetto fatto di fascine di materiale secco, di miglio probabilmente, certamente, ma con uno spazio molto basso dove gli anziani del villaggio, gli anziani là sono i quarantenni, i 45enni,
sono chiamati alla luce del sole, cioè davanti a tutti, perché è aperto in tutti i lati, il Tuna, ad amministrare la giustizia, amministrare la cosa pubblica, e non possono abbandonare la seduta, è come un nostro consiglio comunale, senza aver deciso come approfondire un problema, come risolvere una questione. Ma la cosa più curiosa è che per evitare lo scontro fisico, la bagarre, gli improperi che ci sono in ogni società, non ci si può alzare perché non ci si può agitare, perché il tetto ti costringe a stare seduto. Se avessimo potuto, ma il Covid e anche problemi di natura burocratica e anche economica sarebbero stati difficili da risolvere, sarebbe stato bello costruire qui a latere di questo grande recinto che raccoglie questa mostra, il Dogon nel Mali, il Dogon a Padova e Padova nel Dogon, anche un Tuna, proprio per realizzare questo parallelo tra culture così diverse. C'è un'ultima cosa che vorrei dire, perché forse abbiamo finito con il nostro tempo, ed è questa. Molti non sanno che ormai è consolidata non la teoria, la verifica che l'uomo, che appartiene a un'unica razza, non sono le razze, nasce dall'Africa e si è irradiato dall'Africa in tutto il mondo che viviamo adesso attraverso millenni. Ebbene, questa mostra serve anche a riflettere sul valore della diversità, sulla necessità della solidarietà, di tanti gesti concreti che vanno ad avvicinare i popoli. In fin dei conti le globalizzazioni hanno compiuto passi, miracoli, sconvolgimenti straordinari, però il fatto che non ci sia l'acqua da bere, a proposito delle opere di misericordia, la dice lunga. Aver portato l'acqua laddove c'era ma non si poteva raggiungere perché era sotto il terreno secco e sabbioso è stato un contributo piccolissimo ma importante per far capire che noi nell'Occidente non siamo solo razzisti, non siamo solo dediti all'egoismo, ma vogliamo anche aprirci e comprendere, pagando un grande debito con un mondo che veniva preso come il mondo degli schiavi o delle rapine materiali, un grande debito con l'Africa. E ora con Umberto Knitsch, collezionista, proprietario di queste opere, parliamo un po', cerchiamo di capire come è nata questa passione e soprattutto quanto per un collezionista è difficile recuperare tutte queste opere d'arte. Mi trovavo in Nigeria nel 69, perciò un po' di anni fa. Dovevo portare una macchina dalla Nigeria in Italia. Ho conosciuto un architetto francese che mi ha detto: Umberto, che guarda, fai attento che durante la risalita, con tutti i paesi che passerai, fermati in questi villaggi dei Dogon. Ho cominciato a fare il Benin, il Ghana, il Costa d'Avorio, l'Alto Volta, il Mali, eccetera, eccetera, vedendo tutti questi villaggi uno più bello dell'altro. Quando sono arrivato dai Dogon è scoppiato il cuore, è scoppiata la curiosità, la bellezza di queste tipologie di villaggi. Lì ho avuto un bel rapporto con questi Dogon, promettendoli che l'anno dopo andavo a trovarli. E così è stato. Perciò ho fatto, nel 71 sono andato di nuovo, nel 72 sono andato di nuovo, nel 74 di nuovo, sono andato 5 volte. Ogni volta che andavo, sono andato perfino con la mia famiglia, con i miei bambini e con mia moglie. C'era questo scambio di doni, di regali e un po' tutta questa amicizia che si faceva parlando con loro.
I Dogon è un popolo particolare perché non avendo la scrittura hanno tutte queste simbologie e io ho incominciato a innamorarmi di queste statue, di questa arte che è un'arte che ti prende perché è un'arte bellissima, per pensare che i grandi pittori, Modigliani, Picasso eccetera si sono un po' tutti orientati su quest'arte qua, no? E lì è nata proprio la mia passione e ho cominciato a fare una collezione. Poi ho fatto un po' di mostre, l'ho fatta a Trento in un sito romano, l'ho fatta a Venezia, nel Museo di Storia Naturale di Venezia, l'ho fatta un'altra a Trento, un'esposizione a Verona e adesso questa ho fatta a Padova, che questa è una mostra particolare perché sia Elio che Paolo l'hanno creata in una maniera spettacolare, insomma. Le chiedo una cosa, da collezionista quanto ci vuole per recuperare un numero così importante di pezzi e poi un collezionista si presume ha sempre un amore, una passione per ciò per le opere che vuole recuperare. Come trasferisce, che cosa vuole trasferire a chi entra a vedere la mostra? Ma non so neanche io dirtelo, ti dirò che è un qualcosa che ce l'hai dentro, che ti prende, perché vedi delle cose particolarissime, quale statue hanno una simbologia tutta della maternità, ci sono delle cose che non puoi neanche, devi sentirli sotto pelle, ecco questo volevo dirti, è bella la domanda che mi hai fatta, no? Però non so neanche io dire perché io viaggiando tanto ho avuto la fortuna di viaggiare, lavorare, ho lavorato 3 anni in Algeria, proprio giù fisso, ho lavorato un po' in Tunisia, in Marocco e poi abbiamo lavorato come azienda, la mia azienda che fa impianti di condizionamento, abbiamo lavorato 21 anni in Libia. Poi ho voluto girare l'Africa, fare quasi tutti gli stati, che sono 52, e io ne ho fatti 48 per curiosità, per vederla, per capirla, eccetera, eccetera. L'arte Dogon è un'arte che ti prende perché è bella, perché in realtà penso che siano i più bravi scultori sia del legno che del bronzo che dell'ottone che esistono in Africa, insomma. Ecco, e con questa testimonianza di Umberto Nitsch, appassionato di arte Dogon, concludiamo questo viaggio a Palazzo della Ragione, ma nell'arte, attraverso l'arte dei Dogon. Un saluto a tutti i nostri telespettatori, alla prossima puntata.